è un grande egoismo collettivo, per il quale la nostra ipocrisia ci porta evidentemente a svegliarci la mattina e dire Signore, fa che io mi salvi. Prima si parlava di salvezza, esattamente, o ci si salva tutti insieme senza microfono non o ci si salva tutti insieme, oppure è proprio questo nostro paese, i nostri paesi, i problemi quotidiani degli italiani, i problemi e di ogni persona che non ha lavoro, i problemi di un governo davvero che non affronta tutte le questioni sociali, ma è curioso davvero che il successo di Papa Francesco sia in realtà un non ascoltare e anzi far sì che, come si diceva prima, invece di vedere quanto sia importante proprio curare la convivenza dei diversi, si cerchi addirittura di attizzare sempre questa guerra di religione, per cui si immaginano addirittura questi, oltre che portare chissà nei barconi Ebola, ecco, porterebbero anche un Islam che mette in pericolo le nostre parrocchiette. Ecco, venite a celebrare l'Eucaristia davvero lì nelle comunità dove Papa Francesco dice ci siamo voltati dall'altra parte perché la globalizzazione dell'indifferenza ce la teniamo proprio nel sangue.